Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Pagavano 100 euro a testa per vivere tra i rifiuti, 15 immigrati, tra cui 2 minorenni. La Guardia di Finanza li ha scoperti a Paola in un immobile, ha denunciato 10 persone, l'immobile è stato sequestrato. I particolari nel nostro servizio. Dormivano per terra in precarie condizioni igienico-sanitarie. Per questo alloggio fatiscente alcuni immigrati originari del Bangladesh pagavano a testa 100 euro al mese. Quando i finanzieri della compagnia di Paola hanno fatto irruzione nello stabile, ecco lo scenario apparso ai loro occhi. Cumuli di spazzatura, stanze sporche senza pavimenti né letti. La cucina era alimentata pericolosamente mediante una bombola a gas. I bagni e le docce in comune erano poste all'esterno della palazzina. Lo stabile era stato dato in locazione, ovviamente in nero, a 15 venditori ambulanti, tra cui 2 minorenni. Per questo immobile i locatari percepivano dunque circa 1.500 euro al mese. I finanzieri hanno anche richiesto un intervento sul posto di un ispettore dell'ASP di Cosenza, il quale ha effettuato un sopralluogo, confermando le precarie condizioni igienico-sanitarie dei locali affittati ai bengalesi, risultati incompatibili con le normali condizioni di vita. I cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso la caserma delle Fiamme Gialle per essere identificati. Gli inquirenti hanno così individuato anche 7 cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno. Complessivamente, al termine delle indagini, sono stati denunciate alla Procura della Repubblica le 2 persone che avevano dato in locazione l'immobile per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato, 5 clandestini per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano e 3 stranieri per detenzione di prodotti industriali recanti marchi contraffatti e ricettazione. Nel corso del blitz, infatti, sono stati sequestrati anche oltre 400 articoli fra scarpe, borse, borsellini, occhiali da sole e di note case di moda recanti marchi contraffatti. Adesso i canoni di locazione percepiti in nero nel tempo saranno calcolati e sottoposti a tassazione, mentre gli immobili per una superficie complessiva di oltre 700 metri quadrati sono stati sequestrati.